Una folla frenetica e largamente munita degli strumenti piedigrotteschi. In primo luogo le trombette di latta, in cui soffiavano tutti a pieni polmoni per assordare gli altri. Diffusissimi gli attrezzi della cosiddetta musica giapponese, putipush, tabayasse, triccaballacche e tamburelli. Spesso la situazione degenerava, soprattutto quando qualche carrozza capitava sul percorso di bande eccitate di guaglioni che lanciavano contro gli occupanti gli oggetti più diversi, compresa qualche pietra. Se i malcapitati stavano al gioco e sorridendo salutavano dai finestrini, tutto finiva con un applauso. Per lo più i soggetti ispiratori dei carri erano legati all'immaginario convenzionale della città: taverne, osterie, scogli in mezzo al mare, sirene incantatrici, venditori ambulanti, località famose. Non mancavano le realizzazioni coreografiche degne di nota. Stop alla festa per la guerra 15-18. Poi Piedigrotta riesplose nel 1919. Per assegnare i premi a carri e canzoni, la giuria quell'anno comprendeva grandi nomi dell'intellettualità cittadina, dai pittori Luca Postiglione, Vincenzo Labella, Giuseppe Casciaro, Ezechiele Guardascione, Pietro Scoppetta, ai giornalisti Ugo Ricci e Francesco Bufi, a Roberto Bracco, Salvatore Di Giacomo, Saverio Procida, Diego Petriccione. Scrisse il giornale Roma: il Gambrinus rigurgita di spettatori dinanzi alle sue porte e sullo spiazzale di San Francesco di Paola. E poi giù verso Chiaia e la Riviera, e in villa, intorno alla Cassa Armonica, e al Caffè Vacca, e alla Torretta, folla, sempre folla. La canzone che aveva invaso la festa continuava ad essere al centro dell'interesse popolare. Un tempo le canzoni nascevano dal popolo, ora il popolo si limitava a sentirle e giudicarle. Sulla scia di Salvatore Di Giacomo era nata una pleiade di grandi autori, poeti e musicisti che fecero della canzone napoletana un fenomeno d'arte. Non senza episodi curiosi, nel 1885 Oie Carulì di Salvatore Di Giacomo e Mario Costa venne fischiata dagli avversari dell'editore. L'orchestrina dovette abbandonare Piazza Plebiscito e cercare rifugio in villa. Un'altra canzone di Di Giacomo, Oilì Oilà, eseguita da un tenore in Piazza Plebiscito, fu accolta malissimo, ma cantata nello stesso tempo da un posteggiatore in villa comunale fu applaudita e osannata.